Buonasera, buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti voi, edizione straordinaria, siamo alla seconda parte, vi ricordo che la terza parte andrà in onda questa sera dalle 20 alle 21. Allora, la notizia del giorno l'ha data il Presidente del Veneto oggi nella sua consueta conferenza stampa alla sede della Protezione Civile, ovvero questo maxi piano per le PMI, ovvero per le imprese. Sono 320 milioni di euro più altri 220 milioni che fanno parte di risorse attivate da terzi che andranno a rimpinguare le casse delle nostre aziende che in questo momento sono in difficoltà. Parliamo di liquidità, parliamo di interventi a fondo perduto. Questa è la notizia. Oggi l'assessore Marcato ha un po' raccontato che questi interventi andranno a ricadere a pioggia sulle nostre imprese, riguarderanno circa 13.000 imprese in tutto il territorio, quindi una boccata d'ossigeno e questa volta sono fondi regionali. Questa è la notizia e noi nella puntata di questo pomeriggio vogliamo un po' andare a vedere che cosa sta accadendo nel comparto del tessile, nel comparto della moda. Allora io saluto e ringrazio Guido Pomini, presidente di Federmoda di Confcommercio, che si è collegato con noi in questo momento. Buon pomeriggio Pomini. Grazie a lei, grazie per l'invito, grazie. Allora, in realtà la notizia con cui volevamo iniziare la conversazione di questo pomeriggio è quella del posticipo dei saldi. Si parte il 1° agosto, anche questo è un intervento fortemente voluto dall'assessore Marcato, l'avevano anticipato. Oltre al posticipo dei saldi c'è anche la notizia che di fatto vengono un po' sbloccate tutte le regole che hanno riguardato il commercio fino a questo momento, ovvero saldi e vendite promozionali. Ci aiuta a fare un po' di chiarezza su che cosa sarà possibile fare quest'estate, sia dal punto di vista di chi vende ma anche di chi compra. Sì, allora i saldi per l'estate 2020, quindi la decisione che è stata presa in conferenza Stato-Regioni e il Veneto era tra le regioni più convinte dalla bontà di questa decisione, cioè quella di posticipare al 1° agosto l'inizio della data dei saldi, è una decisione che riguarda esclusivamente l'anno 2020, cioè quest'anno. Quindi è una situazione del tutto eccezionale. Devo dire che il pensiero prevalente delle regioni era questo e quindi in conferenza Stato-Regioni è stato molto semplice arrivare alla definizione della nuova data che è il 1° agosto. Quello che è stato fatto susseguentemente, cioè qualche giorno fa, è che per quelle regioni come il Veneto che prevedevano un divieto nei 30 giorni antecedenti all'inizio dei saldi di qualsiasi vendita promozionale se non per cessata attività o liquidazione per rinnovo locali, quel divieto oggi viene meno e quindi anche nei 30 giorni prima dei saldi si possono fare delle vendite promozionali. Questo è lo stato dell'arte. Senta, la vendita promozionale di fatto che cosa significa? Perché dà una certa forma di libertà ai negozianti, perché sappiamo che il grande problema è quello di avere delle rimanenze all'interno del negozio, ad esempio per quanto riguarda la collezione primavera, che difficilmente potranno andare via, visto ormai l'aumento delle temperature e l'arrivo imminente dell'estate. Sì, diciamo che allora, le collezioni primaverili nei negozi di fatto non sono neanche iniziate, non abbiamo neanche iniziato a venderle, perché il clima si è spostato già in estate, quindi ormai le aspettative sono quelle di vendere un prodotto più leggero e più estivo. Le vendite promozionali sono regolate da alcune norme e sebbene negli ultimi anni siano state, abusate nel loro utilizzo, prevederebbero che alcuni prodotti in assortimento, ma solo alcuni, non tutta la merce, possano essere messi con un prezzo particolare, proprio per promuoverli. E la promozione sta in un articolo arrivato recentemente oppure in un articolo che ancora troppo assortito diventa a rischio per l'impegno economico di quell'azienda. Questo sarebbe la vera, la dicitura, il vero utilizzo delle vendite promozionali. Poi, come sappiamo, complice un approccio un po' leggero, le vendite promozionali spesso e volentieri sono fatte, ma sono anche state sdoganate di fatto in uno sconto su tutta la campionatura della merce. Se noi pensiamo che il Black Friday di fatto è una vendita promozionale che in gran parte ormai si fa su tutta la merce esistente nei punti vendita. Quindi questo vuol dire che questo intervento darebbe anche il via libera ad organizzare Black Friday e serate dello shopping come ha appena nominato lei, cioè potremmo aspettarci anche questo?
Guardi, con questo provvedimento in realtà potrebbe sembrare un liberi tutti, no? Quindi ognuno Sì, fa ciò che vuole nel momento in cui più opportuno crede di doverlo fare. Dopodiché, in realtà, io spero che il comportamento sia molto più ragionato, perché lo dicevamo poco tempo fa, abbiamo una situazione che è del tutto straordinaria e nella straordinarietà bisogna usare la testa e non l'impulso. Oggi è vero che abbiamo i magazzini pieni e abbiamo un consumatore che evidentemente che ha molto meno potere d'acquisto se pensiamo che molte casse integrazioni non sono state ancora certo. pagate, quindi bisogna fare i conti con una domanda necessariamente in calo e con un'offerta ben al di sopra di questa domanda. Il rischio che una buona parte delle imprese partano con sconti importanti è un rischio che dietro l'angolo c'era già prima e che con questa norma modificata in qualche modo possa incidere e anticipare di fatto i saldi. La cosa su cui noi insistiamo, abbiamo insistito molto con le nostre aziende in termini di pura strategia, puro consiglio, perché di più non si può fare perché Certo. ognuno ha la propria storia, è quello di capire bene se a questo punto non convenga attuare una politica un pochettino più prudente, perché il rischio di inseguire uno sconto to cure, se non è soprattutto programmato, ma in seguito magari alla strategia del vicino o del tuo principale concorrente, questo rischio ti può portare a vendere senza margine e oggi la cosa che assolutamente non possiamo permetterci è quella di vendere senza margine, perché senza margine non riusciremo neanche a pagare non solo i nostri costi fissi, ma neanche assolutamente la merce che abbiamo venduto. Quindi ci Assolutamente. vuole molta calma nell'interpretare al meglio questa nuova norma che ha un senso perché lascia, come dire, più ampia la strategia da utilizzare diciamo, da adesso in avanti, senza quella finestra chiusa, che poi diciamocela era chiusa per modo di dire, perché i controlli spettano alle annonarie e alle polizie municipali, spesso queste non hanno le risorse per farlo e quindi in qualche modo prevaleva anche l'atteggiamento un po' astuto, se non disonesto, dell'imprenditore. Quindi credo che oggi serva, ma mi pare che in tanti la stiano già applicando, una strategia nuova e molto sangue freddo anche in questo caso. Com'è la situazione, insomma, dei negozi in questo momento nel territorio? Dalle prime aperture, insomma, da questo 18 di maggio, ovviamente è prestissimo per tracciare un bilancio, ma è stato timido l'approccio dei clienti ai negozi? Qual è la sensazione che lei ha? Un primo sguardo, insomma, sulla città. Ma io parlando in provincia, perché in realtà abbiamo dei dati provinciali, devo dire che ci sono situazioni, come era immaginabile, molto diverse. Una cosa comune più o meno tutti, quella che i primi 2 o 3 giorni si è lavorato abbastanza bene, comunque al di sopra delle attese. Poi tutti hanno capito che la partita che si gioca è su basi completamente diverse, che il limite degli accessi stabiliti per legge avranno un impatto importante. C'è chi a distanza di una settimana si trova in una situazione di soddisfatto, Mm. sufficientemente soddisfatto, chi invece è in grande difficoltà e credo che siano, come dire, molte le variabili, perché probabilmente in questo momento chi magari aveva già un'attività che si basava su pochi clienti, su pochi scontrini giornalieri, forse sta pagando un prezzo minore, chi invece era, come dire, molto improntato alla quantità, visto che la quantità oggi per legge non ti è più ammessa, rischia di pagare un prezzo più alto e la preoccupazione c'è. Credo che ci vorrà un'altra settimana per capire meglio quella che può essere una vera tendenza da qua alla fine dell'estate. Senta, lei ritiene che qualcuno possa aver ritoccato a rialzo i prezzi, come è accaduto ad esempio per la famosa tazzina di caffè in bar e ristoranti? E se sì, ritiene che si tratti di una mossa lecita, insomma, dopo 2 mesi e mezzo di mancati introiti? Ma allora, i prezzi si decidono sulla base di alcuni fattori che sono la concorrenza di mercato, perché andare fuori prezzo vuol dire andare fuori mercato. Ognuno le decide sulla base delle indicazioni dei propri fornitori e sulla base dei propri costi e del servizio che aggiunge a quel prodotto. Quindi se qualcuno avesse deciso di, a fronte del mercato in cassa, di modificare agli alti i prezzi, così come qualcuno deciderà evidentemente di modificarli al ribasso,
io credo che sia dentro una certa percentuale un'operazione del tutto lecita, Certo. perché è il mercato poi che ti mette fuori o dentro a seconda di come ti comporti. Poi devo dire la verità che per quello che mi risulta c'è la volontà anche di abbatterli i prezzi, di dire magari non faccio lo sconto, però lo parto già con un prezzo un po' più basso, rivisto che quindi non voglio dare il messaggio dello sconto, ma posiziono il mio prodotto su un valore un pochettino più basso rispetto al solito. Quindi Perché questa è se una non si strategia. metta... Sì, credo di sì, perché siamo tutti consapevoli che bisogna matchare il nostro prodotto con una clientela minore rispetto a quella che era fino all'anno scorso per quel tipo di prodotto e con un altro fatto indubbio che ci sono meno soldi da spendere in giro, quindi sarebbe una follia, a parte qualche nicchia di mercato, ma sarebbe una follia aumentare i prezzi senza un ragionamento plausibile alle spalle. Senta Pomini, secondo lei abbiamo imparato a rinunciare a qualcosa in questi 2 mesi e mezzo di permanenza forzata in casa, soprattutto nel comparto della moda? C'è una tendenza che questa quarantena, questa pandemia ha in qualche modo modificato? Ma allora, in realtà nel mondo della moda la rinuncia di ognuno di noi era parte da tanti anni fa, eh. Le abitudini sono cambiate, il nostro modo di vestire si è modificato già da 10-15 anni a questa parte. Nella nostra lista della spesa la moda non ha più quel livello prioritario che aveva molti anni fa, se non per in alcuni casi specifici. Questo era uno dei motivi per cui il nostro settore stava ridimensionando, ma soprattutto stava molto ripensando come dire, la strategia di prodotto. Certo che 2 mesi e mezzo ci ha portato a vestire forse diversamente, quindi a indossare magari per più tempo gli stessi capi, quindi per assurdo potremmo trovarci di fronte a chi si è abituato a essere più soft nel vestire, a chi invece proprio per reazione dice no, caspita, adesso voglio comprarmi qualcosa di veramente di tendenza, di molto di diverso. Quindi sono tutti quegli approcci che noi adesso cercheremo con un questionario che dovremo riuscire a lanciare nei prossimi giorni, cercheremo di capire perché credo che la vera variabile oggi non sia tanto la questione economica, perché siamo tutti consapevoli del fatto che i nostri fatturati saranno pesantemente in calo, ma cercheremo di capire quale impatto ha avuto questo fermo sulle abitudini, sulle tendenze dei nostri clienti. Quale sarà il campione del vostro questionario? È una notizia che ci sta dando adesso, insomma, allora ci racconta un po' come l'avete pensato? Ma il campione sarà quello della Federmoda Provinciale di Treviso, quindi sono circa 450 soci. L'idea è quella di indagare su alcuni temi, appunto, non tanto quelli economici, perché questi già ce li immaginiamo, ma sul rapporto con i fornitori, per capire come si è chiuso, sul il comportamento dei clienti, capire se ci sono nuove regole di ingaggio. Calcoli che ormai le imprese retail, quelle più, come dire, più attente, avevano delle tattiche, delle strategie di vendita ben precise, no? Soprattutto i Certo. franchise hanno sempre lavorato così e si basavano sul tocco, sullo sguardo, su tante cose che oggi non sono più possibili tecnicamente e su altre che forse non saranno più, come dire, il modus operandi dei nostri clienti. Quindi analizzare un po' il nostro, perché poi siamo tutti clienti oggettivamente, analizzare un po' il nostro modo di comportarsi all'interno di un negozio, capire se ci sono nuovi bisogni, nuove regole appunto di ingaggio, le chiamiamo così anche se sembrano molto crude, per soddisfare un bisogno latente sarà un po' la partita più complicata da iniziare a giocarsi da subito. L'indagine vorrebbe in qualche modo dare qualche strumento in più per dare alle nostre imprese come dire, un maggiore orientamento e qualche sicurezza in più nelle proprie scelte. Senta, i grandi gruppi sul territorio, mi viene in mente Geox, Benetton, insomma anche Tessitura Monti, hanno dovuto riconsiderare i loro modelli di business, le loro stagionalità, cioè questi 3 mesi di fermo, poi non sono stati 3 mesi insomma per loro, ma che cosa hanno rappresentato per i grandi gruppi della moda del territorio? Anche insomma a livello internazionale. Sì, sì, ma loro diciamo che sono state fatte da scelte strategiche, alcune sono
del tutto inattese. Soprattutto in alcuni ambiti della moda, quella un po' più spinta, ci sono aziende che hanno deciso di non consegnare alcune collezioni già pronte, ma di rimandarle alla stagione estiva Ecco. 2021. Questa è, se ci si pensa, è una cosa che solo qualche mese fa pensarla sarebbe stata una follia, no? Perché ha due impatti. Il primo, evidentemente, un prevedibile forte calo di fatturato perché si ha meno merce da vendere. La seconda ha anche un approccio rispetto alla, come dire, alla moda, no? Concepita come era fino a poco tempo fa. Ogni anno ti devo proporre qualcosa di totalmente diverso perché devo stimolare gli acquisti, devo spingere in quella direzione. Questo alcune aziende, penso allo stesso Armani, che l'ha anche Mm. scritto su un paio editoriale del Corriere della Sera circa un mese fa, viene rivisto fino al punto di riconsiderare la stagionalità in maniera diversa. Penso per esempio al fatto di spostare al 1° agosto, quindi ritornare un po' al concetto del saldo di fine stagione, vorrà dire per assurdo che le merci autunnali, invece di esserci consegnate a fine agosto, magari verranno consegnate a fine settembre. Quindi, cioè, un po' si ritorna in maniera magari ognuno a proprio modo a riconsiderare la stagionalità per quella che è e a forse rivedere un po' anche questo concetto spinto di portare la gente ad acquistare spesso quello che poi alla fine non serve. È chiaro che tutto ciò vorrà dire un forte ridimensionamento, però io credo che di fronte a queste soluzioni così importanti, a forti ridimensionamenti come queste, ci siano sempre delle grandi opportunità da cogliere. Ha visto che ieri alle mascherine prodotte dalla tessitura Monti, sappiamo essere commissariata, hanno ottenuto il bollino con il dispositivo medico-chirurgico, quindi insomma sono diventati un presidio, no? Medico-chirurgico, insomma è un risultato importante. Una cosa di questo tipo, che di fatto ha rappresentato una riconversione della produzione, come peraltro è stato per Calzedonia, che ricadute può avere sul territorio adesso? Cioè poi come funziona per loro poter riprendere il filo anche di una fedeltà, no? con i propri clienti? Ma io credo che intanto questo sia un gran segnale, un forte segnale della grande capacità dell'imprenditoria italiana di essere pur in dimensioni grandi molto flessibile, no? Mm, Perché questo è una cosa non comune, questo è frutto un po' della nostra cultura che non va, come dire, che rispetto a quella anglosassone è molto più fantasioso, no? Qualche volta ci penalizza, ma in casi come questi certo. invece ci sta Mm. dando una mano. Dopodiché bisognerà capire anche se queste riconversioni sono tutte riconversioni che dureranno il tempo, si spera breve, dell'esistenza del Covid, o in parte qualcuna probabilmente resterà come una riconversione fissa, però secondo me questo non inciderà, perché parliamo sempre di aziende che hanno fatto su una parte del loro business la riconversione, ma manterranno sempre il loro core business ben preciso, anzi per assurdo forse mi verrebbe da dire, pensandoci adesso, che è un modo nuovo di fare marketing. Quindi se io Esatto. una parte della mia produzione la dedico senza margine, addirittura in perdita, come sta avvenendo per qualcuno, per garantire la migliore salute e un pronto intervento laddove sia necessario per i miei clienti, ma come dire, per i miei concittadini, credo che sia anche un modo di porsi bello, nuovo, bello, Sì, sì, assolutamente innovativo. una grande operazione di marketing, no? Come Sì, dice, positivo, marketing positivo, insomma. marketing buono, direi, marketing buono, eh. Non perché ci Esatto. sia quello cattivo, ma perché in questo caso parte da anche un concetto etico, no? Di voler fare la propria parte fino in fondo, visto che si fa senza guadagnarci. Certo, senta, un'altra domanda, probabilmente gliel'avranno già chiesto, ma secondo lei, come presidente di Federmoda, internet in questo caso, o comunque il commercio online, è stato più nemico o più amico delle vendite? Ma allora io credo che sia stato più amico, Mm, perché in realtà è stato amico dei nostri clienti, perché abbiamo soddisfatto i loro bisogni. Magari non l'abbiamo soddisfatti noi direttamente, ma li ha soddisfatti qualcuno al punto nostro, io non la vedo diversamente. È stato amico per quelle aziende piccole e grandi che avevano già diversificato e che quindi hanno potuto mantenere un po' di liquidità e magari
che gli ha permesso anche solo di anticipare la cassa integrazione e quindi già sostenendo di più anche i propri dipendenti e la propria forza lavoro. Dopodiché, poi provincia di Treviso stiamo ragionando con numeri molto piccoli. L'altro giorno mi sembra la Camera di Commercio ha dato dei dati, che sono pochissime le aziende che fanno e-commerce, però io credo che resta comunque il fatto che sarà un canale di vendita in crescita, in Italia in crescita più lenta anche nei prossimi anni rispetto a quella che è in altri paesi, ma sarà sempre di più legata per una questione di fiducia e di aspettative al negozio fisico. Quindi io vedo un futuro in cui, a parte i grandi portali, i grandi marketplace internazionali che hanno la loro fascia di mercato, l'e-commerce sarà sviluppato per alcuni prodotti, avrà successo se sarà legato al negozio fisico, perché le due cose messe insieme diventano vincenti. Un e-commerce da solo non è vincente come un e-commerce legato a un negozio fisico, e il negozio fisico senza e-commerce avrà fatica in futuro di vivere. Che è un po' quello che è accaduto, e ce lo raccontava Cecilia De Panz della segreteria della CISL, è un po' quello che è accaduto quando dopo questi 2 mesi di lockdown le persone hanno riscoperto le botteghe sotto casa, e quando prima andavano a riempire i centri commerciali con i grandi carrelli della spesa, ci si è accorti che la bottega sotto casa era in grado di soddisfare i nostri bisogni e dava anche quel valore aggiunto in più. Quindi insomma penso che ecco, possiamo fare lo stesso tipo di ragionamento, no? Anche con la moda. Assolutamente sì. Se possiamo trovare così, è difficile dopo quello che è successo e sta succedendo, ma un aspetto positivo di questi 3 mesi, al di là della questione dell'ambiente, sulla quale da imprenditore mi verrebbe voglia che ci fosse un dibattito, che sarebbe ci fosse un dibattito molto più concreto. Il resto è che ci siamo i negozi piccoli, i negozi di vicinato, quelli che io definisco, fanno riferimento a liberi imprenditori che vanno a trovarsi i fornitori, si sono creati, forse anche senza volerlo, un patrimonio di fiducia inestimabile. Quindi adesso sta a noi giocarcelo bene, sapendo che siamo stati riscoperti come punto di riferimento per tanti motivi, e dobbiamo utilizzarlo con le stesse strategie con cui la grande impresa gioca sul mercato, quindi con capacità, passione, tecnica, gestione di bilancio corretta per individuare le risorse. Quindi la partita diventa difficile, però su basi sicuramente più, per assurdo, quasi più solide di quelle che trovavamo come settore prima della pandemia. E questo è sicuramente uno sguardo interessante, un'attenzione interessante che cercheremo di avere, insomma, anche noi come giornalisti nei prossimi giorni su quello che accadrà sul territorio. Io la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato Guido Pomini. No, grazie a voi, è sempre un piacere. Ci riaggiorniamo allora quando abbiamo anche qualche numero, magari ad un mese dal 18 di maggio, per capire un attimo come staranno andando le cose. Grazie e buon pomeriggio. Grazie, buon lavoro, grazie. Ho detto Cecilia Di Panz, CISL, ma in realtà è CGIL. Ovviamente mi sono confusa perché tra pochissimo avremo un ospite della CISL con cui parleremo di smart working, che si occupa proprio del settore del tessile, quindi anche con lui torneremo sul tema della tessitura Monti, quindi questo dispositivo medico delle mascherine, ma non solo, anche proprio questa nuova modalità di organizzare il lavoro da casa. Intanto vi leggo qualche notizia interessante, una notizia che riguarda la cultura, riaperture dei musei, dei luoghi appunto della cultura. Dal 28 di maggio si potrà tornare ad accedere all'Archivio di Stato di Venezia, quindi dal 28 di maggio. Invece poi dal 27 sono aperti Villa d'Este a Tivoli, il Giardino e il Parco di Villa d'Aventaglio, il Cenacolo di Santa Polonia a Firenze e gli Archivi di Stato di Forlì, Cesena e Trenta. Insomma, adesso un pochino a macchia d'olio iniziano a riaprire gallerie e musei, così come da disposizioni contenute nel
l'ultimo DPCM del governo. Poi c'è un interessante passaggio del ministro Bellanova legato agli stagionali. Sapete che insomma sono quelli rimasti a secco di ammortizzatori sociali in questa fase. Bellanova dice garantire la sicurezza dei lavori stagionali che vengono dalle zone rosse di altri paesi, al tempo stesso dei lavoratori delle aziende italiane. È la preoccupazione della ministra delle politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova sul tema dei corridoi verdi nel corso dell'audizione in Commissione parlamentare Schengen sugli intendimenti del governo per la regolarizzazione dei migranti. Allora, nell'attesa di collegarci con Gianni Boato della CISL, a proposito di corridoi, sentite che cosa ci raccontano da Valdobbiadene, perché pare che insomma stiano già spuntando i primi turisti in arrivo dal Trentino. Dal 2 giugno i nostri clienti hanno confermato le prenotazioni già fatte in precedenza. È già una notizia che tornino i turisti tra le colline UNESCO, ma la vera notizia nella notizia è che i turisti in questione sono tutti d'Oltralpe. Maggiormente Austria e Germania. E hanno confermato tutti? Al momento sì, da quella data in poi, dal 2 in poi, hanno confermato. È il segnale che tanti aspettavano dopo mesi di chiusure e di incertezza per chi tra Prosecco e accoglienza ha impostato la propria impresa. Tornano gli stranieri a Valdobbiadene? Sembrerebbe di sì. Quante camere? Noi abbiamo 13 camere e 2 mini appartamenti. E avete già tutto confermato? Al momento hanno confermato, speriamo che continui. E a quanto pare non sarebbe l'unica conferma della zona, in particolare per la durata. Non un mordi e fuggi del fine settimana, ma anche periodi decisamente lunghi. È confermato solo per, diciamo, la prima domenica di riapertura o anche quelle successive? Anche quelle successive. Le camere funzionano tutti i giorni. Inevitabile infine la domanda sul contagio. Ma non hanno detto paura del Covid, hanno chiesto qualcosa di particolare? No, non hanno fatto particolari domande in questo caso. Ha chiesto se c'è Prosecco magari? Quello sì, forse ne saranno anche senza. Il virus muta molto meno di quanto ci si aspettasse, fa sperare che non eluda le terapie, lo ha detto il direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova, il virologo, ormai diventato famosissimo, Andrea Crisanti, nel corso dell'audizione davanti alla Commissione Affari Sociali. Crisanti ha poi parlato della situazione di Vo Euganeo, dove l'intera popolazione è stata sottoposta all'analisi anticorpale. I risultati ancora non sono pubblici, ma la situazione, di quel centro colpito dal coronavirus è stata congelata e consente di individuare in tempo zero quasi tutti i casi. Così capiamo il decorso della malattia e la frequenza dei falsi positivi, così come vediamo se questi anticorpi sono neutralizzanti. Vi ricordo che a partire da lunedì scorso sono partite le chiamate della Croce Rossa per tutti gli utenti in Italia che saranno sottoposti, a cui verrà fatto espressamente l'invito di sottoporsi al test sierologico. Stiamo parlando di un campione ovviamente della popolazione, e il Veneto è la seconda regione dopo la Lombardia in cui è stata chiamata una fetta più grossa di popolazione, ma questo ve lo racconteremo anche nel corso dei nostri notiziari questa sera. Intanto la pubblicità. Edizione straordinaria, ben ritrovati. Ci siamo lasciati pochi minuti fa raccontando del famoso screening con i test sierologici che è stato voluto dal Ministero della Salute insieme ad Istat e che di fatto a livello operativo è gestito dalla Croce Rossa sul territorio. Sono 150.000 chiamate su 60 milioni di italiani, quindi il rapporto non è molto alto, però le aspettative del governo sono molte in merito a questi screen sierologici, contro i quali davvero in queste ultime ore si sta scagliando il virologo Crisanti. Prima vi ho letto un'ultima ora, sono le sue dichiarazioni, e se ne è aggiunta un'altra che dice: attualmente ci sono in commercio 150 test anticorpali, ma nessuno studio in merito, c'è una grande confusione. In questo momento li trovo inutili proprio perché creano confusione, lo ha detto il direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova, il dottor Andrea Crisanti. Quindi arrivano un po' le prime polemiche in merito all'efficacia di questa maxi indagine voluta dal Ministero della Salute, e contemporaneamente oggi la federazione che unisce i medici pediatri ha pubblicato le sue linee guida per
garantire di non dover ricadere in un nuovo lockdown, linee guida che dovrebbero riguardare appunto il ritorno a scuola dei ragazzi. Orari scaglionati di ingresso e di uscita, misurazione della temperatura corporea tramite termoscanner, favorire i piccoli gruppi per gli asili nido e le materne, mascherina opportuna per i bambini più grandi e per il personale scolastico. Ecco, questi sono un po' i punti contenuti nel documento, ma insomma non stiamo ascoltando niente di nuovo. Adesso vi faccio vedere un servizio che è stato preparato dalla redazione di Padova. Andiamo a vedere il mercato che di fatto sembra quasi essere tornato alla normalità. Attenzione sempre per evitare nuovi contagi, ma guardate come si è trasformato rispetto ad alcune settimane fa il grande mercato di Padova. Meno transenne nei mercati cittadini, ma più reciproca attenzione da parte di clienti e commercianti. Il Comune di Padova applica le linee guida nazionali e riporta l'accesso ai mercati del centro e rionali alla quasi normalità. Durante il fine settimana sono cambiate le linee guida per la sicurezza delle aree di commercio in area pubblica, quindi dei mercati. E quindi abbiamo deciso di adeguare anche l'ordinanza comunale che definisce le regole per i mercati. Si potrà accedere senza più il contingentamento degli accessi, ma comunque seguendo una serie di regole per evitare assembramenti, per mantenere le distanze e comunque per l'utilizzo dei dispositivi di protezione a partire dalle mascherine, regole che sono definite su dei cartelli che sono affissi nelle aree di ingresso di tutte queste zone dove sono presenti i mercati. Mascherina obbligatoria e dove serve vanno indossati i guanti, almeno 1 metro di distanza tra clienti e tra clienti e personale ambulante. Gli acquirenti devono attendere il proprio turno su indicazione dell'operatore del banco. Tutt'altre disposizioni invece per la vendita di abbigliamento usato. Si potrà acquistare solo ai mercatini dell'antiquariato. Questo perché nei banchi dove ci sono questo tipo di merci si creavano spesso delle forme anche di assembramento per la modalità proprio con la quale si interagisce con il banco. E nel frattempo, anche qui un'ultima ora, Sergio Giordani, quindi restiamo proprio a Padova, il sindaco chiede certezze sui fondi che arriveranno. Servono certezze su entità di tempi e fondi annunciati, diversamente sarà impossibile un'attenta attività di programmazione della spesa e attivazione delle politiche di rilancio. Quindi Sergio Giordani, sindaco di una coalizione che comprende anche il Partito Democratico, ha lanciato questo messaggio al governo. Adesso io saluto e ringrazio, ve l'avevo anticipato, grazie per averci atteso Gianni Boato della Femcam CISL Belluno Treviso per averci raggiunto in collegamento. Eccolo qui, salve Gianni, buon pomeriggio. Salve, buonasera a tutti, grazie. Allora, ha sentito l'intervista che abbiamo fatto con il presidente di Federmoda? Ci siamo proprio occupati del comparto del tessile. Nello specifico io volevo parlare un po' con lei di come stanno cambiando i modelli di produzione e quindi del famoso smart working, cioè di questa nuova modalità di lavoro che ha coinvolto anche voi insomma come CISL e ha imposto un po' a tutti una riflessione sui modelli di lavoro. Che cosa possiamo dire secondo lei su questo cambiamento e che cosa rimarrà di questo cambiamento in futuro? Beh, intanto comincerei col dire che le modalità di lavoro agile per tante aziende nel Trevigiano, che non sono solo tessili, ma mi viene in mente anche il metalmeccanico, ma potrei dire anche aziende come l'Osram, sono percorsi che sono iniziati prima della crisi dovuta alla pandemia. E le aziende che hanno iniziato prima hanno potuto anche godere degli effetti, sia le aziende che i lavoratori evidentemente, di questa modalità di lavoro che in sé, se usata correttamente, porta dei risultati in termini di efficienza e produttività, oltre che di soddisfazione da parte dei lavoratori, che sono importanti. Diciamo che adesso invece di necessità si è fatto virtù, nel senso che poi in maniera massiccia lo smart working è stato introdotto proprio per necessità in quasi tutte le aziende del territorio e devo dire che per chi era già attrezzato è stato un percorso abbastanza naturale. Per chi invece aveva in qualche maniera osteggiato, era scettico di questo tipo di modalità, io credo abbia dovuto ricredersi in questo tempo perché i risultati sono stati quelli per cui si è potuto tenere l'azienda attiva e le persone hanno potuto continuare in maniera corretta a svolgere il proprio lavoro.
Anche noi però diciamo che in questo tempo abbiamo potuto vedere i pregi e i limiti di una modalità di lavoro che definiamo modalità di lavoro agile. È corretto secondo lei definirla agile? Ma intanto direi che usiamo la parola smart working, lavoro agile, ma in realtà per il 95% dei casi bisognerebbe definirli come telelavoro, che sarebbe la connotazione corretta di come la maggior parte delle persone è stata messa nelle condizioni di poter lavorare. E c'è una differenza, direi, sostanziale, perché lo smart working dà la possibilità al lavoratore di ragionare per obiettivi e svolgere il proprio lavoro non in un contesto fisico determinato, ma ovunque lui possa farlo con gli strumenti che gli vengono dati e con un'ampia flessibilità anche rispetto all'orario che intraprende, cioè diciamo che si autogestisce totalmente nel tempo e nello spazio rispetto agli obiettivi che si dà nel lavoro. Quindi, mentre quello che è successo... Prego, sì, esatto, quindi lei la sta un po' definendo in maniera diversa rispetto a quello che è successo, perché nessuno penso si sia potuto organizzare, ma ci si è trovati probabilmente rinchiusi in casa con la maggior parte delle persone con dei figli all'interno, per cui in condizioni di lavoro piuttosto difficili da sostenere, a dover continuare quello che si stava facendo in ufficio sostanzialmente. Ma certamente, difatti possiamo dire che abbiamo scoperto anche noi del sindacato, abbiamo vissuto proprio accanto ai lavoratori questa esperienza che io definisco di telelavoro, che a differenza dello smart working significa riprodurre esattamente quello che è l'ambito di lavoro in ufficio tra le mura domestiche, quindi determinare un luogo fisico e vivere esattamente come si viveva all'orario dell'ufficio. Quali sono state... mi perdoni, che sta stimolando molte domande. Quali sono state un po' le difficoltà più grandi che sono state segnalate dai lavoratori con cui siete venuti in contatto? Beh, guardi, se stimolo molte domande è perché ci sono tanti argomenti che riguardano questo periodo rispetto all'approccio allo smart working. Allora, la prima cosa è che abbiamo scoperto tutti che svolgere il lavoro da casa non significa necessariamente riuscire a conciliare la vita con il lavoro, perché come guardi viviamo in una società in cui possiamo dire che mediamente le persone che hanno anche una famiglia possono vivere in un appartamento di 100 metri quadri, e se i propri figli non trovano lo sbocco attraverso la didattica scolastica, le attività sportive o ludiche, gli incontri che possono fare fuori, ma sono dentro casa e ci deve stare una famiglia, se i figli hanno un'età superiore ai 10 anni si riesce in qualche maniera a convivere, ma se abbiamo dei figli e che hanno un'età sotto i 7-8 anni, lei capisce che o si lavora oppure si tiene cura dei figli, che non possono essere lasciati fuori da una porta oppure in una stanza da soli. Tanto è vero che, guardi, un aspetto interessante è che a molte persone è stato concesso lo smart working, e a queste persone a cui è stato concesso lo smart working c'è una percentuale incredibile di persone che ha fatto richiesta dei congedi parentali. Cioè, io potevo lavorare da casa, ma ho chiesto all'azienda di poter usufruire dei congedi parentali straordinari che sono stati disposti dai decreti, prima 15 giorni, poi altri 15 giorni. Per chi non lo sa, sono 15 giorni in aggiunta a quello che poteva essere il congedo facoltativo per l'assistenza dei figli di età inferiore ai 12 anni. E rispetto a questo, tantissime persone che avevano lo smart working hanno comunque fatto richiesta di poter avvalersi dei congedi parentali perché non riuscivano a conciliare il lavoro con la famiglia. Questa è una situazione molto ovvia se pensiamo a dei figli piccoli. Ma e dal punto di vista della regolamentazione dello smart working, esiste una forma di contrattazione come c'è per il lavoro normale? Non esiste? Quali sono un po' le normative che regolano lo smart working? Cioè avevamo gli strumenti per poter fare una cosa di questo tipo? Guardi, gli strumenti ci sono perché la legge 81 del 2017, che è molto giovane, prevede la possibilità di, come dire, stipulare un contratto individuale che regolamenti in tutte le sue forme
lo smart working. Diciamo che il decreto, per poter rendere accessibile questo in maniera massiccia, diciamo, ha superato totalmente la possibilità dell'accordo individuale, ha messo nelle condizioni le persone di lavorare da casa e le aziende di poter andare avanti, se no probabilmente si sarebbe creato un problema proprio anche di staticità prima di poter arrivare all'accordo. In provincia di Treviso io credo che saranno decine di migliaia di lavoratori che hanno lavorato da casa, e se dobbiamo pensare a accordi individuali per decine di migliaia di persone quando non c'era la possibilità neanche di vedersi fisicamente, è una cosa un po' difficile. Però abbiamo potuto trovare dei grandi limiti e delle difficoltà con lo smart working. Le faccio un esempio: la prima cosa che mi viene in mente è il diritto alla disconnessione. Sì. Cioè il lavoratore da casa rischia di dover prestare maggior lavoro di quando è in azienda. In azienda a un certo punto si chiude, si esce e si torna a casa in famiglia. Con lo smart working, il lavoro da casa, non avendo il viaggio di andata, il viaggio di ritorno, la disponibilità, avendo il computer sotto mano, uno, diciamo, il rischio è che si renda disponibile 24 ore su 24, ma perché c'è stata anche un po' di coscienza da parte delle persone, solo che spesso su questa io credo si sia anche un po' abusato, ecco, no? Rendendo anche quindi il lavoro da casa oltremodo impegnativo. L'altro aspetto, mi concludo perché è una criticità importante, è che guardate, smart working non ha significato per le persone tirarsi fuori da quello che è stato lo strumento della cassa integrazione. La cassa integrazione è stata usata anche per i lavoratori che hanno lavorato da casa. Per esempio, gli veniva detto 3 giorni di lavoro da casa e 2 giorni in cassa integrazione. Ora, questo è comprensibile nel momento in cui non abbiamo da poter saturare i 5 giorni della settimana con il lavoro, e una situazione come questa è comprensibile. Quello che non può essere comprensibile è che nei giorni di cassa integrazione, magari erroneamente, diamo il beneficio del dubbio, però si convocano le riunioni quando il lavoratore è in cassa integrazione, per senso di responsabilità il lavoratore, come dire, partecipa alle riunioni, ma non gli vengono riconosciuti il salario per le ore prestate. Quindi diciamo che spesso si è scivolato in un terreno che è stato quello dell'illecito, perché poi se io non vengo pagato dall'azienda ma vengo pagato dalla collettività, ecco, io credo bisogna stare un po' attenti su queste dinamiche, no? Anche perché poi non c'era nessun badge da passare, nessuno che controllava, quindi ci può stare dice qualche imprenditore... Questi sono i limiti di questa situazione, che ha visto paradossalmente per qualcuno lavorare anche di più e per qualcun altro magari subire della cassa integrazione in maniera oltremodo, perché magari veniva caricato su un collega e non veniva distribuito il lavoro in maniera, come dire, equa su tutti quanti. Questo è sicuramente un punto centrale, un limite che noi altri abbiamo riscontrato, una lamentela che spesso i lavoratori si sono fatti sentire. Devo dire che in certe aziende abbiamo anche risolto facilmente, però in certe altre continuiamo a scivolare più o meno su queste problematiche. Tra l'altro noi saremo destinati anche a settembre in molti a lavorare in smart working, quindi forse c'è bisogno di una codificazione maggiore, no? Di questo nuovo modello di lavoro, perché non ce ne libereremo così presto. Beh, io spero che non ci libereremo di queste modalità di lavoro, ma che questo periodo sia stato, come dire, una sorta di rodaggio per poi far sì che questa modalità di lavoro non sparisca ma rimanga. E le spiego anche perché. Non è una questione che riguarda unicamente il lavoratore con l'azienda, ma qui si mette in campo una considerazione molto più complessiva, che riguarda l'ambiente, riguarda il territorio. Cioè in questi mesi, se noi altri abbiamo 10.000 persone che sono state messe nelle condizioni di lavorare da casa, significa che abbiamo 10.000 automobili, teoricamente adesso facciamo che qualcuno riesce a raggiungere il posto di lavoro con altri mezzi, però proviamo a pensare nella nostra Marca trevigiana, per esempio, la mobilità di tutte le auto nelle ore di punta. Proviamo a pensare cosa significa per l'inquinamento il territorio, ma anche la capacità di poter lavorare da casa, essere in prossimità magari dell'asilo per andare a prendere i figli o dei genitori anziani. Ecco, la modalità
di poter lavorare da casa, okay? E rientra in un contesto e in una visione più complessiva che non può finire nel rapporto lavoratore-azienda, ma in una socialità molto più ampia. Possiamo pensare che lo smart working debba essere incentivato perché è un buono strumento, però con regole certe e giustamente, come ha detto lei, deve essere davvero un lavoro agile e non mascherato come tale, ecco, giusto? Sì. Ho riassunto bene. Allora, senta, noi ci aggiorniamo anche per quanto riguarda un po' tutta la categoria del tessile che lei rappresenta, per capire un po' e magari fare il punto su com'è la situazione adesso, insomma, dal 18 maggio è un po' presto, ma tra una settimana magari ci aggiorniamo per fare il punto sulla situazione del comparto, va bene? Sì, molto volentieri, perché le preoccupazioni sono tante. Noi siamo quelli che più di tutti hanno sofferto, come dire, una ripartenza lenta da parte dei negozi, cioè se le persone non possono entrare e comprare è evidente che tutto il sistema del tessile, e penso per esempio alla parte dello Sport System di Montebelluna, ma anche le grandi aziende del tessile che comunque in questi ultimi anni sono andate in sofferenza. Ecco, per noi questi saranno mesi decisivi anche per capire rispetto alle sorti delle aziende e dei lavoratori. Noi altri vogliamo che tutti i lavoratori continuino a stare nelle aziende e che queste continuino ad avere il successo che le hanno caratterizzate per tutti gli anni che sono passati fino ad oggi. Certo, e che insomma ci ha resi anche famosi, no? Come Veneto in tutta Italia. Grazie. Direi di sì, e dovremmo essere orgogliosi e dovremmo anche pensare a questo. Grazie Gianni Boato, Femcam CISL di Belluno e Treviso. Allora ci aggiorniamo, grazie per essere stato in nostra compagnia. Allora noi abbiamo terminato, sì, 18:21, tra pochissimo arriva il telegiornale del Veneto con tutte le notizie della giornata e non solo. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.